Siamo con Mister Pagano, grande vittoria del Bagheria sul proprio campo contro una buona Gemini. Parla sempre di sofferenza, oggi ce n'è stata molta. Queste sono partite che secondo me ti danno un po' di autostima, perché il Gemini veramente è una squadra forte, è una squadra che questa settimana ha acquistato 4 giocatori dall'eccellenza, quindi una squadra che punta in alto. Quindi dovevamo misurarci con questa squadra che, oltre ad essere già sopra di noi in classifica, aveva preso giocatori. Quindi diciamo che è una partita che secondo me ci deve lasciare tanta autostima, nel senso che se riusciamo a vincere queste partite, pur soffrendo, ma era normale contro una squadra così forte riuscire a soffrire. Sai, quelle partite che vinci così di scarto, soffrendo, significa che la squadra è concentrata fino al 95esimo, 96esimo, non si lascia nulla al caso, e queste sono vittorie importanti. È più bello vincere così 1-0 che vincere con più gol di scarto, perché fino al 95esimo siamo stati lì a soffrire. È pur vero che poi abbiamo preso un palo, anche un palo loro, un palo noi, potevamo fare il 2-0, una grandissima parata su Stassi di Temiere, e quindi anche noi meritavamo il 2-0, se possiamo dire, ma le partite del calcio vanno così, l'importante era vincere e ci siamo riusciti, sono contento. Lei è arrivato a percorso iniziato, diciamo, e ha preso una squadra comunque già abbastanza forte, ma com'è stato il primo impatto con i ragazzi e cosa pensa che ci sia ancora da migliorare per questa squadra? Ma l'impatto è stato positivo. Sono passate un paio di settimane perché poi la squadra era allenata da un mio carissimo amico e giocava in un certo modo, poi ogni allenatore ha il suo modo di intendere il calcio, quindi lo step di cambiamento c'è stato, però devo dire che togliendo la prima partita col Marsala, dove abbiamo fatto così così, le altre 3 partite le abbiamo interpretate come voglio che le interpretiamo, come voglio che si interpretano io, e la squadra mi segue, sono contento di questi ragazzi e quindi oggi ci godiamo questa vittoria, perché veramente era difficile all'inizio ci pensavamo, è chiaro che giochiamo per vincere, è stata una partita difficile, poi nel riscaldamento si è fatto male Procida, quindi abbiamo perso anche Procida, che per noi è uno d'esperienza, è uno che ci dà tanto a livello di esperienza e di solidità dietro, e quindi oggi a maggior ragione siamo molto contenti di questa vittoria.